Guarda, no, lo vedi poco. Un crucco con i furgoni della Van Life da fuori strada, perché i crucchi da tutti i furgoni là, no? E lo usa correttamente, vedi tu? E si è messo in l'erba, attaccato al cancello, all'ingresso e alla strada, però nello spazio d'erba. Ringrazio per il panorama. Ho lavorato troppo. Quando lavoro troppo vado in stress, mi si gonfia la pancia, mi si gonfia lo stomaco, ma non è di quello che volevo parlarti. Volevo dirti che se vieni nell'area camper di Valdobbiadene ci sono attaccate le piscine che costano 5,20 € al giorno. In ogni caso, guarda nel sito che ci sono, a parte le tariffe, perché i bambini pagano molto meno, ma ci sono anche gli orari, i giorni e gli orari, tanta roba. Mi si potrà dire quello che si vuole, ma io, cioè, col cavolo che cambierei Pullman, per me è il camper migliore del mondo. Attenzione alla solita regola, non è che è il camper migliore del mondo, per me è il camper migliore del mondo, ma veramente. Unicissimo difetto, lo dico sempre, l'ho ripetuto miliardi di volte, solo esclusivamente il fatto di non avere un garage, perché come casa è perfetta, ma il mio mezzo di trasporto è la bicicletta, soprattutto l'e-bike che tanto adoro e che sempre devo purtroppo portare in un posto segreto. Oh, e stasera pasta alla stamme distante, pancetta, tanta seguea, aglio tritato con olio prezzemolo, il pomidoro perché ho da finirlo e un filo peperoncino. Qua si scherza, ma ogni volta che gli do una ciucciata a sto sugo è una cosa incredibile. Per carità, sono tra virgolette segreti delle nonne, neanche segreti delle nonne, c'è proprio la base della cucina, perché una volta, no, tante cose, si usava a fare il soffritto con fiade aglio, olio e cipolla, un fiade robe, ma è il soffritto che cambia tutto, Dio caro. Wow, ma cosa insacraco ignorante come una cavara anche lui. Ho deciso, il mio nuovo hobby sarà cucinare. Così ho un'altra cosa in comune con la mia cantante preferita, che è Aurora, quella cantante norvegese, no? Che adesso in questo momento è in Italia e forse andrò a vedere il suo concerto a Ravenna. E la quale in un'intervista disse che le piaceva tanto leggere, masturbarsi e cucinare. E mi resta impressa sta roba. Aveva ragione quel vecchio gastroenterologo che avevo sentito, il quale diceva assolutamente non guardare o leggere mai nulla mentre si mangia, in quanto il cervello non predispone il corpo a produrre i succhi gastrici, eccetera, 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 eccetera. In più anche, ti dirò, sono cose che sto anche sperimentando, perché io sì ascolto, però sai, sono come San Tommaso, crede solo dove ci mette il naso. E sperimentando queste cose ho visto anche che guardando il piatto e non guardando altre cose, non distraendosi con altre cose, hai più senso di sazietà, perché ti rendi conto di quanto cazzo stai mangiando. Aurora Glasgow. Le canzoni della mia infanzia. Questa ci porta dietro un ricordo veramente bellissimo, strafigo. Ok, forse magari non tutti hanno la cicogna alla guardia. Guarda, Puncipi, no ma brutto cane satanico, che sia pallina, mi hai ucciso il topolino, poretto. Madonna che buono, non l'avevo mai mangiato. Questo è il frutto della passione, che è il frutto di una pianta bellissima, che è un fiore bellissimo, si chiama Passiflora caerulea, e viene usato anche nella medicina sudamericana come calmante. Il nome, attenzione, è il frutto della passione, non dipende dal fatto non c'entra un caso con la passione sessuale, ok? Fa riferimento alla passione di Cristo, adesso non mi ricordo la storia, però fidate che fa riferimento a quello. A conferma che appunto non sei un eccitante sessuale, sei il fatto che sei un calmante, e usa per rilassarsi. Però come
funziona in Italia. Praticamente negli anni 2003-2004 andava molto di moda, no? E allora le uie, prima di andare in discoteca, si bevevano sti succhi con i frutti della passione, no? Convinte di trombar come non so cosa. In realtà no, dopo si dorme in sera. Scherzo, era una battuta, non ha proprietà narcoletiche, ma semplicemente rilassanti. Guarda che rassa in Macedonia, guarda che capolavori! Lato positivo del lettino da pisolino, comodissimo. Lato negativo mi associava a mezza giornata, aspetta che la su, traduzione. Lato negativo, mi sono fatto fuori mezza giornata sulle 7:30 di sera. Non ha nulla di utile quello che io ora ti dirò, ma era solo così per chiacchierare. Per dirti che nella mia vita, soprattutto ultimamente, dormo veramente poco perché ho sempre considerato e considero il dormire come una sorta di suicidio. Cioè io interrompo la vita, non sono cosciente di quello che sto facendo mentre dormo, o meglio, non mi accorgo di quel che succede. Il tempo va via e quella possibilità di vita, di esperienza, anche se fosse stato lavoro, va via. È tutto culo! Non è vero! No. Siamo 7-3, mamma mia, fortuna che la doveva vincere lui! Infatti adesso ti distruggo, ma dai, va bene, vai, porca puttana, non vale! Bravo, fortuna che dovevi distruggermi! Ti sei autodistrutto! Adesso ti distruggo, incomode rate! Che cazzo? Vuoi pagarmi a rate? No, che bello, buongiorno Italia, Sudi. È simpatico il camion dei miei vicini. Cuffia crucchi, infatti sei in fastidio con solo anche a me qua. Un altro trucco qua, roba strana. Sta roulotte qua che è qua da un mese perché c'era anche l'altra volta. Idem quel camper lì, sono stanziali. Sto lavorando come un ludro in questo periodo. Ma va bene così, va più che bene. Ma sai perché il lavoro e le conseguenze di Sky mi manca? Perché? Ragiona un attimo, rifletti. Questo discorso te l'ho fatto tante volte. Pensa che l'altro giorno, non sto cambiando discorso, è proprio questo il succo del discorso. L'altro giorno ho scritto un WhatsApp, non faccio nomi, a un'azienda di camper, diciamo, che vende tocchi per camper, perché volevo le nuove finestre della Seitz, quelle lì che non si vede da fuori, no? Quello che c'è all'interno. Però insomma 400 passa una, magari 200 che altra, sì, voglio dire, non sono briciole che ti porto, hai capito? Mi hanno risposto, io adesso lascio passare magari volutamente un paio di settimane, proprio ogni volta farli sentire un po' anche in imbarazzo della serie, Dio cane, un cliente deve contatta per dire vuoi comprare sta roba qua e neanche non vi risponde, cioè ovvio. E perché allora dici, per dov'è che voglio arrivare? È che a me il lavoro, le cose vanno bene perché non ho concorrenza, perché tutta la gente si comporta da culo come questi del camper e tanti altri. Pertanto i clienti da me si sentono coccolati, trovano la professionalità, trovano la tempestività, trovano tutto, l'affidabilità. Uno che se Dio caro gli chiedi una roba e ti risponde per fin del sabato e domenica, quello magari anche esagerato, però Dio caro, se mi mandi un WhatsApp, un cazzo di messaggio, io ti rispondo. Vai, dai, pausa cibo. Quello è Marco Scaldonius in versione giocatore di dama. I tivecci moderni, una volta si giocava a bocce, si gioca a dama. Well, honey, I love you too much. I need your love too much. Want the thrill of your tough energy. I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Gonna love you too much. E se te pesce è vero dove che ti metti apposta? Too much. I have to share you, honey. Too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating? Allora ragazzi, ora è una roba. Una volta nelle vecchie puntate eravamo andati dentro a esplorare quella casa semi abbandonata, adesso l'ha ricostruita. È
una lumaca, sembrano quelle di mare, hai visto? Invece no. Please be mine, need you near me, stay real close, please, please hear me, you're the most. Devo documentare questa scena omosessuale di Marco che guarda i piselli. I piselli sono belli lunghi e alti. Well, every time I kiss your sweet lips, I can feel my heart go flip, flip. I'm such a fool. Caramelle, non ne voglio più. Sta mangiando in semenia. In your arms, like to hear you sighing, even though I know you're lying, 'cause I love you too much. I need your love and all the time. I need your hug. Please be mine. Need to get near me. Stay real close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted, 'cause I love you too much. Guardati, andare dentro e fuori dai famiglie, io sono capitato dentro casa del Miller, vedi tu? Appena arrivato già gli vuoi inculare la roba? Certo, cazzo, faccio un dopo di qua, che bello succoso anche. Oh, tu mai trovato un youtuber che te fa a puntina de caunada? Cioè, buoni tutti de fare Hawaii e Bora Bora e che robe là. Questa te la ricordo, l'avevamo vista col zio di Alessia e a traduta e che a strada, no? Che passa tutte le cose di Treviso, da Nervesa non mi ricordo cosa, aspetta. Ai piedi del monte. Da Nervesa Va benissimo tutto. Come? mi sa incastrare il Miller. Come? No, da Nervesa, da prima di Nervesa al Viadita. Le scritte, dai, da Nervesa della battaglia a Montebelluna. Portate casa e scoasse e deiezioni. Che vale entrare da che ha colpa il Miller per ritardo? Senti come funziona qua, vero? Prima funziona qua. No, cosa Fare funziona? così e... Lavare i morosetti, lavare. Per la nostra collezione di video di Olfo che entra in imbarazzo nei locali. Ecco per la nostra collezione Olfo che entra in imbarazzo. E tanti auguri a te! Ale, non incazzarti che sto mangiando la cosa col cacio e pepe. La cosa? Che Alessia, sì, il coso qua, sta roba qua. Tanto Pepe, buono dai. Sì, devi sapere che Alessia, la sua più grande passione è il cacio e pepe. Non sto scherzando, non per dare soddisfazione a Miller che ha detto che questo era un pub molto famoso, rinomato e cazzi e mazzi, ma con te vieni qua, traccioti a birra di Harry Potter, no, non si chiama proprio di Harry Potter, ha un nome che è il tipo Harry Potter, è estremamente buona, no, sa tipo da caffè, è buonissima. Guarda che registro anche perché dopo mi dico l'Alzheimer, mi dimentico. Ci racconti la storia delle mosche? C'è una storia Andiamo né bene né male. Cioè, quando sono arrivata io c'erano già le mosche, Ah, non c'entra. quindi non lo so. Ok, quindi Posso ho chiedere? tirato su un polverone per niente. chiedere? Veramente che sberghe, abbiamo mangiato da Dio le verdure fritte sono una cosa ragazzi estrema, c'è il surazzano, anzi mette a man, se no dopo, anzi aspetta che devo fare una domanda a Miller ma le devo parlare col cameriere, aspetta un attimo. Aspetta, c'è il surazzano, Miller, com'è che si chiama il posto? Nidaba, consigliatissimo ragazzi. Miller che ci dice te a Severt, come quando tua mamma o tua nonna ti dice che tu andavi fuori, tipo in discoteca eccetera, e ti dice a te a Severt, di me anche a non sta a far tardi Miller. Va bene, ok. Qualità al top, tutto al top, cameriere che me le limonerei, scusate, però ragazzi, vai via con fame, Dio caro. Ultra merita. E per concludere, una pisciadina da Drio del Camper da Van Life di Olfo e via serata al top ragazzo. Se Olfo che pissa distante da Van Life, vedi tu, perché a Van Life, a qua, metti a fuoco a Van Life, ecco qua. Guarda.
il merda di Olfo, cioè non solo guarda i video che altri, no? Ok? Cioè ti vede proprio i risultati delle prime ricerche di YouTube, ma i porca troia qua che ho quasi inventato, quasi. Ma chi Dio, guarda quelli, queste qua I è quella che non si è cazzi USB. smossa. Questa qua è quella che non si è smossa, mia Dio. Dio, verde! Cioè era blu, tutti blu, ti tacciano verde. Cioè come tu ti va a figa e ti tra andare a bit perché te sei sempre diverso. Dico, cioè ma che non sta pensando che macchine. Io buoni anche le offendersi. Te che sappi le macchine. Ecco, fammi rivedere. Ecco, che voi avete da casa la telecamera di Van Life. Che io qua. Se devo fare Van Life, te ne interrompo. Non so. Ah, ma perché si metta qua? Ma non so, la macchina là va via. No, è mia. È tua? tua. Resta là comunque. Allora mi metto la di culo, dai. Va bene. L'hai interrotto a Vado Van là di Life. culo. No, pensavo. Oh, Tose, in ti commenti tutta stasera e che i camerieri era tutte fidanzate. Se io trovavo un'amorosa Ulfo e che l'uno vuole, non le recionea, le proprio le così, le timido, tu capivo? Lei sa qui una volta. Sì, lei è romanticone, lei fa tipo il Verga. No, un fiammango del Verga, il Verga era un fia infoia, un fiammango del Verga. Però un fia Leopardi, un fia Verga, una via del mezzo. Allora adesso ragazzi stiamo facendo delle cose della Van Life, perché tu devi sapere che per fare la Van Life è quasi necessario, a parte avere un surf attaccato, ma attaccare delle luci a penzoon, ok? Quindi cosa succede? Utilizzeremo sempre l'impianto elettrico del Pulmin per dare luce a metà città. Questa è per pochi miei amici che non vedono come desgattiare le robe. Esatto, è la luce che mi attacca. Cioè, non stenda sotto là a desgattiare. No, fa schifo là. No, là le satana. Ste qua in l'oscurità, esatto, a desgattiare. A Van Life si fa anche con queste torce. Questa è un no light. Perché non so perché. Anche a me mi riempio di torce, probabilmente è per fare Van Life le indispensabili torce. Giustamente, se non ha torcia, come fa tu metta i piccando i pa qua per Van Life, tu capio? Guarda gli effetti luce di Van Life, guarda. Guarda. Sono esperienze semplici, ma contemporaneamente particolari, perché provi a immaginarti Ravecchio che te conti ai nevodi o qualche duni, che tu avevi degli amici che di sera, così di notte, nel campo si mettevano a sgattaiolare sta roba qua, perché aveva da fare a Van Life in mezzo ai campi, lo capito? Non lo so, ma collegandoci a tutto quello che io ho appena detto, c'è la maglietta di Olfo, è il riassunto perfetto. Bianco Pulmin, siamo tipo a maggio. Non c'entra nulla il formaggio, ma faceva di mai, quindi intanto andavo avanti con la canzone. Forgiugno. Formaggio. Beh, molto, cioè sempre con tutto il rispetto, perché veramente, ripeto, abbiamo amici, clienti, di tutto, da che altra sponda, per noi veramente non c'è alcun tipo di problema, eccetera, eccetera, ma anche il fatto di doversi giustificare adesso, secondo me, già questa è omofobia, per cui insomma... Noi qua la viviamo tranquillamente quando diciamo Ulfo Cuea, Reccioni di qua, Reccioni di là, proprio perché non ci diamo peso, hai capito? Quella la vera non omofobia, Dio caro. L'omofobia è quando uno ti dice Reccion, Lella, eccetera, e uno dice questo ha detto, quello, cioè quando gli dai un peso. Noi non ci diamo nessun cazzo di peso, hai capito? Ste robe, ok? Quindi, vedete qua il discorso, l'illuminazione un fiacua. Io qua, casomai domani famo una... domani sera famo... Aspetta perché, par semplice fare Van Life, aspetta qua. Guarda accessori che ha quello che guarda i canali YouTube degli altri, guarda che roba, le piene, guarda. E ti dice, vabbè, le sedie possono servire, sì, ma cosa serve? Così qua, cosa serve portare le presse, le frese, i flessibili, cosa serve tutta che roba là, Dio caro? Vado a fare la tornia. Porca troia. No, allora, no, a parte i scherzi. Tanto la marchetta l'avevo già fatta, no? Avevamo fatto la recensione di questo rilevatore di gas. Ok, io tutto prima gli dicevo Olfo, ma forse l'ha chiusa adesso perché non suona più. E ho detto Olfo, guarda che sa da gas, e lui no. E adesso ci mette un minuto e passa. Se l'hai spenta. No, ma sento, bisogna che veda la guarnizione, magari. Sì, vuoi ce l'ho io se vuoi, non è più. No, ma ce n'ho una scatola. Boh, fa un bip quando è pronto. Un bit? No, dai. Un bit fa. Un bit and cooler.
Ah, li forati mi vedo. No, ma c'è la luce dentro il No, li forati mi fate fuori qua. Scusate, per prenderlo meglio. Ramoscatti che entra dentro il furgone della È Vanai. suo, è Che suo, vai, mica è si mio. fa di cazzo me ne sa. No, no, alze. Dopo mi tocco sto fregame con... Buon, pronto. Questo è a posto. Andiamo in fondo sul raccordo. Prima aveva suonato. Quale raccordo? Sul raccordo della bombola. Qua? Sul raccordo della bombola, no, della bombola. Questo è soldato già qua, non fa niente. No, no. Eccolo qua. Sì, c'è. Vedi? Adesso vediamo Marco che bruciano i capelli. La Madonna rossa addirittura era. Sì, il massimo era. Io ne tengo sempre uno in camper, ringrazio. Sarà la bombola forse. Non so dirti adesso Procedi, che cazzo di marca era, cos'era questa roba qua. Me l'aveva andata a recensire tempo fa, me ne avevano date due, una l'ho regalata a Mirko, una me la sono tenuta io perché avevo fatto le prove e avevo visto che era una roba valida, solo che non so dirti chi la vende, quindi boh, cerca il video. Vai, scusa Olfo. Vai, dai, scusa. Top Test PT210, sta roba qua, Gas Leak Detector. Secondo me la avevano anche su Amazon sta qua. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain